Allora, chiedo un po' a lei, noi tanto stiamo riflettendo appunto sulle considerazioni perché poi Sì. giustamente l'avvocato diceva, avendo dei figli o delle figlie, uno vede le cose anche con occhio diverso, magari più partecipe, perché dice chissà cosa sta succedendo vivendo mia figlia, eccetera, se è in grado di attivare tutte quelle cautele o quelle attenzioni, oppure anche l'atteggiamento, e qua mi collego a lei. Sì. Ovvero relazioni di potere che si innescano, di sudditanza psicologica, di reverenziale anche timore nei confronti di una figura comunque sovraordinata, dovuti magari anche a una situazione psicologica, socio-economica di un certo tipo. C'è chi ha un carattere più forte, uno meno forte, comunque si innescano questi meccanismi. Sì, Come fare? Cosa succede? E soprattutto, l'osservazione un po' che fece l'avvocato mi ha interessato, un genitore, una famiglia, può insegnare qualche cosa per far sì che non si inneschino questi meccanismi che ormai vediamo, giustamente anche Forione della Battaglia diceva, tutti magari tantissime donne hanno vissuto situazioni un po' di sopruso, abuso, chi ha i limiti di, chi invece no. Magari alcune giustamente no, ma forse perché cosa hanno innescato? Sono riuscite a rompere questo schema che si chiama schema? coazione a ripetere. E come? Difficilmente. Allora, qui ci sono più temi. Allora, uno Quindi che... sintesi, se i tempi sono Sì, sempre lo quelli so che televisivi. ci sarebbero dei temi da sviluppare, ma siccome già la seconda volta Poi che dopo do la ritorna parola anche alla Musto, uno, quindi. anche rispetto a quello che diceva l'assessore, no? Il tema culturale o non culturale. Allora, tenete presente che, ad esempio, quando vado a fare educazione sessuale, una delle cose dalle quali si parte nell'educazione all'affettività, a seconda delle varie classi, che siano scuole medie o scuole elementari, è la decodifica delle emozioni. Noi culturalmente ci evolviamo, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no? E il web, e Facebook, tutti i mass media nuovi, ma tutto quello che riguarda le nostre emozioni, in particolare le 5 emozioni principali, la storia nostra e l'evoluzione, magari useremo la macchina elettrica e voleremo tra qualche anno tra i palazzi e andremo a fare la spesa così, ma quello che è l'emozione, quindi gioia, rabbia, dolore, paura e disgusto, che è un'emozione spesso difficilmente decodificata, sono uguali. L'innamoramento che avevano avuto i nostri nonni, che hanno avuto i nostri nonni, i nostri genitori, i nostri figli, la dinamica di questa parte emozionale e affettiva è analoga. Quindi quello che si può fare è stare molto attenti e molto in ascolto e molto in dialogo, in una situazione di dialogo con i nostri figli, per sentire le stonature, ma per sentire anche le nostre stonature genitoriali, perché se io decodifico un'emozione, che ne so, penso che di sentire dolore, in realtà è rabbia. Quello che io penso dopo quello che sento e quello che farò non vanno in connessione. Ecco qui il motivo per il quale le persone spesso, i pazienti arrivano in terapia, perché tra ciò che sento, tra ciò che penso e ciò che faccio, spesso non c'è una connessione. E da dove si parte? Dalla decodifica emotiva. Quindi se io sento un'emozione, che tranne una è positiva, che è la gioia, le altre sono tutte negative, ma le confondo, rischio anche di dare un'educazione e un imprinting confusivo delle emozioni. Spesso succede che le madri di ragazzine abusate talvolta sono state abusate a loro volta o intuiscono, colgono velatamente alcuni aspetti, ma non li vogliono vedere, ma rimuovono, spostano. E qui ci sono le famose equazioni a ripetere, per cui quel carnefice o quel soggetto che esercita potere, fino a quando non si trova dei no, perché poi le sceglie, cioè la vittima è scelta anche in un certo qual modo. Per un atteggiamento, quindi da. Non voglio dare, per l'amor del cielo, non voglio passare un messaggio, no, non è, perché nessuno si deve permettere di, quindi Ma no, partendo da ovvio, questo, ma però, dicevo, magari ovvio che la vittima viene scelta perché è più spesso magari facile è un come vittima. atteggiamento di dipendenza, di sudditanza che si presta, e l'esercizio di potere, anche perché dietro spesso a questi soggetti ci sono dei disturbi di personalità, nella fattispecie di disturbo narcisistico di personalità, sono i pazienti peggiori perché è difficilissimo. Da parte del molestatore. Dalla parte del molestatore, certo. Quindi
quindi l'osservazione che diceva prima con la battuta all'assessore, cioè ci sono anche la carica infatti io ho detto ci sono delle patologie, eccetera, ma allora quindi cioè, è una le patologia. parafilie esistono e sono anche talvolta condannabili o portano anche come delle pratiche sessuali poi alla morte. E quindi lì c'è un esercizio di potere, ma dietro c'è un tratto di personalità e talvolta una patologia. Quindi non è normale, la persona proprio ha dei problemi, diceva, non è una carica allora cioè, ne trattiamo dei problemi però. Attenzione sì. perché se diciamo, mi permetto di dire che non è normale ed è una patologia, c'è lo facciamo l'attenuante. sapere subito, volentieri, cioè, basta saperlo. No, insomma, se c'è è reale, ecco, questa è un'altra cosa, va veramente, allora la mettiamo sul stesso piatto, va individuato bene che abbiamo davanti, sia dal punto di vista del carnefice, ma anche dal punto di vista della vittima, per non incorrere in quello di cui stavamo parlando prima. Quindi va fatta una sana valutazione ed adeguata valutazione dell'equilibrio psicofisico, psicoemotivo e psicologico del soggetto. Chiaro, perfetto. Mosco, devo dire qualcosa? Beh, guardi, quando prima lei chiedeva qual è la linea di confine, sì. La linea di confine, tanto più, io non voglio essere a prescindere dalla parte delle donne, perché la linea di confine è la libertà di autodeterminazione, cioè quando c'è una relazione tra un potente e una donna che è magari appunto sottomessa o che ha bisogno, non per forza ci deve essere una violenza. Dipende anche dalla donna che se intende approfittarsene e quindi per avere una scorciatoia, lì siamo al limite della prostituzione, viceversa. Se invece è la donna che subisce una violenza dall'uomo potente, in questo caso si tratta di una violenza vera e propria ed è lì che bisogna denunciare. Perché anche l'attacco a cui poi anche queste starlet che hanno raccontato e denunciato, io credo che dalla denuncia oggi mediatica, quella che c'è stata nei talk show, nelle tv, debba per forza oggi arrivare anche nelle aule tribunali, che quindi si passi ad una denuncia nelle aule. E vedere anche gli attacchi che poi queste donne hanno subito dopo aver fatto questa denuncia pubblica, rischia di aver trasformato la vittima in imputato. E poi a portare anche conseguenzialmente le altre donne a diffidare da denunciare per poi vedere poi come anche sono state successivamente trattate le donne che hanno denunciato. E quindi si innesca un circuito che porta ad indurre la donna ad aver paura di denunciare. Quando oggi il problema è questo, cioè c'è un sommerso nel nostro paese che è devastante, la paura di denunciare. E quindi bisogna stare molto attenti nel come si affronta il tema della violenza, che è un fenomeno multidimensionale e che va affrontato sotto molti punti di vista, dalla famiglia e dalla scuola, che devono essere due elementi fondanti su cui bisogna intervenire attraverso una battaglia di prevenzione, una battaglia culturale. E poi ricordiamoci anche l'importanza che viene dato attraverso il veicolo pubblicitario, i messaggi che si danno nelle tv, l'utilizzo che viene dato della donna, l'immagine della donna che viene data anche attraverso i mass media, che è fondamentale. Ma anche il web è uno strumento potente. Anche il web è uno strumento potente. Il web assolutamente. E poi per rispondere alla polemica ovviamente dell'assessore quando dice che ci sono molti uomini che magari fanno passare una donna e le fanno questi complimenti. Bene, così come è censurabile questo atteggiamento da parte dell'uomo nei confronti della donna, è altrettanto censurabile la donna che sta zitta e subisce quando dovrebbe dirgli: oh, ma come ti permetti? Ma stai al tuo posto. Ecco, questa magari è la forza che magari dovuta alla sudditanza economica o alla dipendenza economica molto spesso non fa reagire queste donne. Per cui vale 1000 volte la propria libertà di denunciare che è la schiavitù del dolore e della paura. Quindi io li invito anche per il ruolo che ho avuto nel mondo delle istituzioni fino all'anno scorso, l'importanza di anche rinfrancare le donne nel incoraggiarle a denunciare questi fatti e anche invocare un aiuto da parte del governo centrale che dia dei finanziamenti e attribuisca anche dei fondi nei comuni, negli enti locali, che diano a loro volta sostegno a questa rete straordinaria che abbiamo nel nostro territorio, fatta di associazioni, di volontari che danno quel sostegno oggi fondamentale per le tante mamme
sole, donne e donne lavoratrici che abbiamo nel nostro tessuto sociale. La Regione ha qualche ambito di operatività in questo senso? Tolto Sì. che a livello nazionale il Ministero, vabbè, non c'è più questo... Sì, ci sono tutta una serie di iniziative che sono seguite, ovviamente non dal mio assessorato, ma da No, quello, per carità, questo adesso sappiamo quello che... delle pari opportunità, i servizi sociali, e quindi la Lanzarini e la Donna Zan, che guarda caso sono anche 2 donne, giustamente, e ci sono anche dei fondi che vanno su questo versante. È che questa è la normativa comunque è di natura nazionale. Quindi bisognerebbe intervenire là. Quello che noi potremmo fare, se ne parlava prima con l'avvocato, è quello di immaginare un progetto di legge di modifica nazionale che risponda un po' di più all'esigenza della contemporaneità, perché evidentemente abbiamo strumenti normativi che non sono adeguati, insomma, è del tutto evidente, perché se manca addirittura una norma sulla violenza nel luogo di lavoro. Infatti, se tutto è basato alla buona volontà delle aziende, stiamo veramente... come mai non c'è nel 2017 è veramente antistorico. Insomma, io vorrei dare un consiglio anche alle donne che intendono denunciare il fatto. Una delle facoltà che è concessa alla vittima è quello di nominare un avvocato, che non ha poteri magici, non abbiamo cilindro, conigli, bacchette o altro, ma abbiamo la possibilità di rivolgere al magistrato del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, al giudice delle indagini preliminari o al giudice per l'udienza preliminare in una fase intermedia, o addirittura al giudice monocratico, al collegio, se si va a processo, di depositare delle memorie indicando degli elementi di prova, il che significa ad esempio indicare dei potenziali testimoni, allegare dei documenti, delle prove, anche un filmato e una registrazione, chiedere che sia sentita la persona offesa. Ecco, sono elementi fondamentali, quindi la nomina del difensore, anche in questa fase, non è solo la nomina, mi hanno accusato di un reato, nomino l'avvocato, è un'attività, come dire, preventiva che viene fatta, nello stesso modo in cui il sindacato è in trincea da questo punto di vista, perché è a diretto contatto con il lavoratore che ha un problema. Mentre dall'avvocato bisogna suonare il campanello, aver fissato appuntamento, io capisco che c'è, come dire, uno scalino. Sì. Ecco, questo lo riconosco, fa parte del nostro agire comune, operiamo in ambiti diversi, ma spesso operiamo con la stessa persona. Ecco, nello stesso modo bisogna riconoscere che l'avvocato ha delle facoltà, delle prerogative che vanno a tutela della propria assistita e che possono consentire che per esempio le indagini siano spedite. Io spessissimo deposito una istanza che è assolutamente rituale perché non è prevista da nessun codice, in cui chiedo che il processo venga fatto e dichiaro, magari 6 mesi dopo la denuncia, un anno dopo, caro pubblico ministero, guarda che la mia assistita ha interesse che il processo venga fatto e a tutt'oggi non abbiamo notizia che ci sia rinvio a giudizio. È chiaro che sarà per l'elevato numero di carico di fascicoli nel ruolo, però la risposta è, dopo che te ne ho depositata 1, 2 o 3, posso anche come avvocato chiedere al procuratore generale presso la Corte d'Appello, se fosse a Padova il fatto, direi al procuratore Venezia, ti chiedo di avvocare le indagini perché la persona deputata a farle presso questo tribunale, a mia immagine, io non so cosa stia facendo, ma non ho notizie di sviluppi. Siccome il processo penale è segreto, per definizione nella prima fase, magari la procura sta facendo indagini, attenzione. Certo. Però a questo punto il procuratore generale, avvocando l'indagine a sé, fa una verifica. Quindi sollecitare anche attiviamo questi poteri di sollecitazione. Esatto. Scusi, avvocato, lei lo dice dopo che è stato fatto un esposto e una querela? Allora, l'esposto di per sé non esiste, lo cancelliamo un attimo che creiamo confusione. È un modo improprio, o c'è la denuncia o c'è la querela. Le altre cose non chiamiamole perché sennò sono fole. Okay? Quindi si fa una denuncia e si procede per un reato procedibile d'ufficio, oppure si fa una querela per reati dove serve che questo semaforo, che di per sé è rosso, diventi verde, perché la persona offesa dice chiedo che si proceda nei confronti del responsabile, oppure che sia perseguito colui che verrà identificato. Quindi è un atto diretto con cui c'è la richiesta di repressione. Cioè lei diceva che no, perché ad esempio, adesso le dico la mia esperienza, frequentemente, adesso non so se le cose sono cambiate, ma è successo che la donna ha fatto una querela, magari una querela o ha fatto un esposto, ma soprattutto la querela, ha fatto la denuncia alla polizia o ai carabinieri, successivamente è intervenuto l'avvocato e si è scelto l'avvocato.
Può farlo sin dall'inizio. questa è Sin la dal domanda, primo questa è la atto domanda. la persona fa la denuncia e sotto Nomina. dice: dichiaro di nominare il mio difensore quale persona offesa l'avvocato X. Ok. Quindi questo è importante. Anzi, no, no. aggiungo di più, È un dettaglio non da nomino poco. e leggo domicilio presso il suo studio come persona offesa, in modo che se per caso ricevessi una comunicazione per qualunque motivo non la vedo, perché per esempio viene Certo. ricevuta dal familiare Marito, che è dal proprio coniuge. molestatore, qualche volta, non sempre, ma qualche volta, all'avvocato la comunicazione gli arriva. E anche per non per non fare passi c'è di falsi. positivo, per esempio, che con una delle ultime leggi, perché possiamo anche dirci in mezzo a tante cose che non vanno, qualcosa di buono l'hanno fatto. Hanno spostato, dilatato il termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione da 10 giorni a 20. Che sembrano pochi, ma siccome si comprendono anche i giorni festivi, i sabati, le domeniche e le notti, bisogna raccogliere le prove e fare una motivata richiesta di prosecuzione delle sembrano pochi indagini. comunque. Quindi quei 10 giorni o 20 c'è tanto lavoro da fare. Bisogna capire, ma perché il pubblico ministero vuole archiviare? Facciamo le coppie e cerchiamo di capire se posso fornire le prove che qualcosa veniva Grazie. fatto. No, Quindi fate sin bene. dal primo atto o prima possibile. No, ma è bene sapere queste cose qua. Dovete dire qualcosa, Bettella, che nelle pubblicità? No, poi credo che è anche importante sapere cosa aspetta la donna dopo, no? Brava. Dopo aver fatto la denuncia bisogna che ci sia tutta quella rete importante, ma soprattutto quando c'è la violenza in famiglia, che è la maggior parte, che ci sia la possibilità per la donna di uscire di casa, se ha minori assieme ai bambini, che ci siano case rifugio, perché fino a che non viene Accertato in via definitiva. appunto il rischio c'è molto molto grosso. Possiamo dire che qua a Padova adesso ci sono 2 appartamenti Comunque è che una hanno scelta che svolgono pesantissima, questo ruolo, sono molto importanti, guardate, perché quando ancora non c'erano era la difficoltà estrema per il centro antiviolenza e per i servizi pubblici di tutelare queste donne e metterle da qualche parte era notevole, insomma, ecco. Per cui la rete è importantissimo, no? Che i servizi si parlino in maniera chiara e soprattutto quando c'entrano dei minori la tutela Anche dei bambini. assoluta dei minori. Assolutamente, questo è importante. Sì, Prego, penso aggiungere. che sia alla fine, no? Un'assunzione di responsabilità collettiva, ognuno con la propria funzione, la propria competenza e la propria professionalità. Per cui Ma se la persona ognuno- sa che in più ambiti Esattamente, se c'è una uno snodo possibilità, di rete, allora è per più cui- facile. Se invece uno sa che solo quello, cioè solo andare a fare la denuncia, solo l'avvocato o che so io, diventa limitativo. No? Perché appunto si parlava anche prima di presa in carico della persona. Bisogna Esattamente. rassicurare la donna, no? Non solo, ma se Sì. poi al di là del nostro parlarci in un'occasione come questa e il 25 novembre nel ricordare insomma che è un appuntamento di un certo tipo, proviamo anche dove possiamo intervenire, quindi si parlava del livello nazionale rispetto al livello regionale, ma se si evidenziano, ognuno dal proprio osservatorio evidenzia che ci sono ancora degli spazi da riempire e, come dire, un'organizzazione da costruire e delle leggi da fare, proviamo a farlo rispetto all'ambito che c'è proprio, quindi l'ambito regionale per esempio, o l'ambito territoriale o comunale o quello che è, però proviamo, come dire, al di là un po' come- dell'informazione che daremo oggi, a fare quel passo in più. Ma che è infatti, quello esatto, perché voi siete perché rappresentanze penso che ci sia una istituzionali, ognuno, come trasversalità, diceva mi pare l'assessore di prima. leggerla, Esatto, insomma, in l'assessore prima maniera- diceva facciamoci portavoci di un progetto di legge nazionale come forza politica, per esempio, Ma come consiglio regionale? come consiglio Proviamo a farlo a regionale, livello come regionale, sindacato, insomma, visto che- Io do la esatto, mia come disponibilità, l'ho come detto ordine prima in un professionale, fuori onda, esatto. se non sbaglio, per la parte Ma giuridica, deve passare, tecnica, secondo assolutamente me, un sì. messaggio di responsabilità Esatto, collettiva, perché se è solamente la donna, per no, esempio, non se ne solamente viene la capo. famiglia, solamente quel nucleo, solamente quel luogo di lavoro, cioè se è questo, se ne non viene. riusciamo a fare quel salto, che è un salto proprio di percezione anche, e di come affrontare una situazione che deve essere appunto affrontata in una dimensione collettiva, altrimenti Assolutamente. non ne veniamo fuori. Tra l'altro, solo perché a un certo punto spesso ci sono archiviazioni, troppo spesso si riesce ad andare a processo
Il fatto di scegliere di costituirsi parte civile non è solo quella componente adesso vuole i soldi la signora, no? E quindi mi ha preso come un bancomat, che ne so, in fase di separazione, facciamo questo esempio, se magari dietro c'è una storia tragica di crisi coniugale e adesso mi avanza una richiesta risarcitoria. In realtà la costituzione di parte civile è un mezzo per consentire a quella persona, quando andrà a deporre, a sapere psicologicamente che in aula c'è un difensore che indossa la toga e che se gli vengono rivolte domande inopportune, noi diciamo in gergo suggestive, cioè volte a suggerire la risposta che ci si attende dal test, perché l'avvocato di per sé è in grado di gestire gli argomenti della retorica, l'esame e il controesame. Se un avvocato sa fare bene il suo mestiere, conosce i ferri del mestiere. Ecco. In quel momento la persona che va a deporre e quindi sostanzialmente a confermare con delle precisazioni quanto denunciato o quanto scritto nella querela, sa di avere il proprio legale in aula, magari in silenzio, ma pronto a intervenire se le domande non sono fatte in un modo corretto e poi tutto rimesso alla valutazione del giudice. Anche questo è uno strumento che dà sicurezza psicologica. Se poi quell'avvocato ha avuto la perizia di nominare un consulente tecnico che assista la signora, ebbene c'è un'ulteriore professionalità che, come dire, con una manovra a tenaglia cerca di aiutare colui che ne ha bisogno. Chiarissimo, dobbiamo andare in pubblicità rapidissimi, poi torniamo su questi aspetti, sentiamo anche altre voci tra poco.